Grandi opere in Veneto, tanti i cantieri avviati, vedi Pedemontana, tanti quelli ancora da definire. Dopo gli scandali che hanno interessato anche la nostra regione, uno su tutti il Mose, il presidente Luca Zaia candida il Veneto come regione laboratorio. Candido il Veneto perché diventi regione laboratorio. Noi abbiamo un sacco di opere nel nostro progetto di opere pubbliche. Si vaglino queste opere, abbiano il bollettino, il bollino dell'ANAC e quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopodiché avanti con i cantieri. Se non sarà così, i cantieri non vanno avanti. È per questo che Zaia auspica uno screening nazionale e ha dichiarato: metto il Veneto a disposizione, per far capire che anche se ci fosse qualcuno che ruba, dichiara, lo fa solo per conto suo. Noi amministratori, prosegue Zaia, abbiamo bisogno di una certificazione, di un bollino, altrimenti non ha più senso amministrare. Al proposito di amministrare, per Zaia non è certo un momento semplice riuscire a mediare tra l'essere ancora presidente della regione e contestualmente candidato alla medesima carica. Beh, si media con la coerenza, con la lealtà e la regolarità. Lo svantaggio che magari ha una persona che ha una carica è che non devi abbandonare il tuo ente, quindi devi fare le attività che magari un candidato libero non ha da fare. Però penso che i veneti si meritino fino in fondo un governatore che governa H24 fino all'ultimo giorno.